Questa opera nasce per far rivivere Giacomo Casanova e l'obiettivo è quello di coinvolgere 289 persone per creare un'opera collettiva in cui Giacomo Casanova rinasce. L'energia delle persone, dell'arte è riuscita a coinvolgere oltre ogni aspettativa. In questo momento sono più di 400 persone coinvolte in questo progetto e Giacomo Casanova nasce, o anzi rinasce, per creare un coinvolgimento aperto a 360 gradi intorno per il mondo. Che ogni pubblico forma parte del tutto. Infatti il bello di questa opera non è la unità, ma è l'insieme che crea la sua forza e il suo dinamismo. Questo progetto chiaramente non finisce qui, perché per 16 anni appunto vorremmo dedicare ogni anno a un personaggio diverso che diciamo è rimasto un po' tralasciato all'interno della storia, per far sì appunto che la gente riesca insomma a tirar fuori dei lati nascosti di questi personaggi. Noi abbiamo voluto iniziare con Giacomo Casanova, conosciutissimo per determinati aspetti, ma abbiamo voluto diciamo far trapelare con questa mostra diversi aspetti appunto che erano rimasti nascosti troppo a lungo. Grande ambizione perché innanzitutto quello che voi vedete oggi non è soltanto un'opera visiva, un'opera di arte visiva, delle pitture o delle manifestazioni di opere d'arte visiva, in realtà è un'opera concettuale, perché dietro questa operazione Manuel ha coinvolto persone, quindi ha creato un'operazione sociale, ha creato cultura perché lui sta trattando di un personaggio storico che appartiene alla collettività e quindi sta operando a livello culturale. Quest'opera collettiva ha preso forma e sta diventando una cosa più grande di quello che avremmo mai potuto immaginare. Ormai occupa tutta la parete della galleria ed è in aumento perché stanno continuando ad arrivare opere nuove di artisti nuovi. Raccontaci a cosa ti sei ispirata per questo tuo quadretto. È partito tutto da uno scherzo fatto con il mio titolare che mi ha ispirato grazie al suo naso, alla storia e alla vita di Casanova. E pensare a Casanova in 1000 modi diversi è una cosa bellissima. Se incontrassi oggi Giacomo Casanova, cosa gli diresti? Beh, intanto li ringrazierei perché la sua energia ha fatto migliaia di persone contente, bambini, adulti, si sono messi in giochi e sicuramente un ringraziamento a lui viene fatto. Non a caso si sente proprio qua la sua energia e la sua forza, c'è una carica di coinvolgimento, la gente entra, passa, questa è una delle gallerie più piccole al mondo con 11 metri quadri di spazio e ci sono più di 400 artisti qua, quindi questo è soltanto grazie a Giacomo e alla sua capacità di amare tutti. Ciao!